Pronti? 1, 2, 3. Il segnale è subito convalidato con l'errore di Oro FKS, mentre si avvantaggia 4, Ranger Oro Wood SM che prende FKS, vantaggio. squalificato. La squalifica per Oro FKS, che era uno dei più attesi allo start. E così Ranger Wood e Roberto Andreghetti hanno preso vantaggio nei confronti di Nicchio DR. Numero 3, Vortex, Tanto la squalifica anche per Vortex. Vediamo il passaggio davanti alle tribune con Ranger Wood SM che conduce, seconda posizione per Nicchio DR, in terza c'è Uppimar, questa volta esente da errori. Poi in quarta posizione vediamo il numero 7 Occulto, mentre all'esterno Uppimar avanza con in schiena già The Best of Glory, che è il netto favorito della corsa, proprio su Uftedmar. E vedremo quindi le mosse di Marcello Di Nicola e Roberto Vecchione dopo 648,7 di tutto comodo per il leader. All'esterno ha spostato intanto Uppimar in anticipo, va all'attacco Uppimar per ottenere strada in 800 metri da Ranger Wood SM, e quindi il nuovo leader Uppimar, che questa volta esente da errori, è riuscito a sfondare in un giro e guida davanti al completamento della piegata, e quindi davanti alle tribune dopo un chilometro completato nell'ordine del 1:21 circa. Seconda posizione per Ranger Wood SM, in terza c'è sempre Nicchio DR, mentre ora scoperta Uftedmar cerca di trascinarsi The Best of Glory, quindi anche Osiri De Griff che è in terza pariglia esterna. Ha accelerato sensibilmente l'andatura ora Marco Stefani, un parziale in un quarto in 30, ora un 15:1. Uftedmar fatica ad avvicinarsi, Ranger Wood segue in seconda posizione, intanto a 500 dal palo. Uftedmar sempre in vantaggio, Uppimar scusate, sempre in vantaggio nei confronti di Ranger Wood SM, mentre si accoda in terza posizione Uftedmar, non avanza The Best of Glory. E così in vantaggio Uppimar al completamento della piegata, ci prova Ranger Wood, ci prova nuovamente Uftedmar, ma a buon vantaggio Uppimar. Uppimar e Marco Stefani in vantaggio a 100 dalla conclusione. Uppimar nel finale non si lascia più avvicinare, vince facile Uppimar, che ritorna così alla vittoria. Secondo posto per Ranger Wood SM, al terzo finisce Uftedmar. 1:17 il ragguaglio finale sul doppio chilometro, ma 29,5 poi 29,4 a chiudere, che significa 59 scarso per gli ultimi 800 metri. Bella affermazione per Uppimar, che se non sbaglia è cavallo sicuramente adatto a questo tipo di corse, paga una buona quota di 15,08 al totalizzatore. Uppimar e Marco Stefani, il training di Marco Azzaroni, la quota appunto di 15,08 al totalizzatore, secondo posto per un ottimo Ranger Wood SM che precede al terzo Uftedmar, mentre più indietro per il quarto sono in lotta The Best of Glory e Regensburg.